Giorno 126! Emilio, you have been the nicest neighbor I could imagine before. Questo era Mattias, un signore di 54 anni che viene dalla Germania e che ha dormito sulla scogliera accanto a me, ma senza tenda, solo col sacco a pelo. E dopo questo risveglio carico di gentilezza e di entusiasmo, ho iniziato una giornata molto importante, perché proprio oggi sono arrivato in Galizia, ovvero l'ultima delle regioni spagnole che visiteremo. Qui mi si sono aperte due strade: o iniziare subito a muovermi verso l'entroterra, o continuare ancora un pezzetto sulla costa, allungare la strada ma vedere la bellissima Playa des Catedrales. Ovviamente ho scelto la seconda opzione. E ancora una volta ho terminato la mia giornata in cima a una splendida scogliera.